Si svolgerà il prossimo 10 novembre alle ore 16:30 presso l'Aula Consiliare del Comune di Agrigento l'insediamento del Consiglio Comunale neoeletto per gli adempimenti dovuti. Sarà il primo consiglio della città che vedrà il debutto dei neoconsiglieri comunali eletti nella scorsa tornata elettorale. Questo l'ordine del giorno previsto. Insediamento del Consiglio Comunale neoeletto e giuramento dei consiglieri. Esame delle condizioni di eliggibilità e di candidabilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 3186 e dell'articolo 10 del decreto legge 235/2012 con la convalida degli eletti, eventuali surroghe, relativo giuramento e procedure di convalida, esame delle eventuali cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 3186. Quindi l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, l'elezione dei vicepresidenti del Consiglio Comunale, nomina commissione elettorale comunale, quindi il giuramento del sindaco neoeletto e le comunicazioni relative di Franco Miccichè. Intanto la giunta comunale presieduta dal sindaco ieri sera ha approvato in extremis l'iscrizione in bilancio di un finanziamento finalizzato all'integrazione e all'autonomia di 30 soggetti immigrati. Verranno realizzati dei corsi ed erogati servizi per favorire l'inserimento di queste persone. Il tutto durerà 12 mesi e si dovrà completare entro il 30 ottobre del 2021. Nella mattinata di ieri intanto si è provveduto anche a sanificare i locali della scuola elementare Lauricella, del Viale della Vittoria, quelli della scuola media Pirandello, mentre nella giornata di lunedì si continuerà l'opera di sanificazione dell'Istituto Garibaldi e del comprensivo di Fontanelle. E sempre nella giornata di ieri si è discusso sulle problematiche conseguenti alla chiusura dello stabilimento dell'Italcementi e le prospettive future per il territorio, con al centro un incontro tra il sindaco Franco Miccichè, il direttore di Confindustria dottor Giacomo Minio, il direttore delle risorse umane dottor Agate e dei dirigenti del gruppo industriale appositamente venuti da Bergamo. Quest'ultimi hanno sostanzialmente illustrato le possibilità di riconversione delle aree industriali di Italcementi ricadenti nel territorio di Agrigento per imprenditori potenzialmente interessati alla realizzazione di investimenti produttivi che valorizzino le eventuali maestranze di Italcementi eccedenti. Non sono stati stabiliti, ma si prevedono ulteriori incontri di lavoro. Nel frattempo sono iniziati già i lavori di bonifica di un'area della zona industriale di Agrigento dove si realizzerà il drive-in per la somministrazione dei tamponi rapidi alla popolazione. È stata una delle richieste che il sindaco Miccichè ha fatto all'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. In settimana verranno anche allestite altre postazioni per sottoporre a quasi tutti il tampone rapido. Un'iniziativa fortemente voluta dal sindaco Miccichè.